La settima corsa è una categoria G per cavalli anziani, sono in 9 a prendervi parte, corsa equilibratissima in cui leggermente preferito Edgar numero 4 con Lorenzo Talpo in salchi, a 5 le alternative Delaware Wise AS, Helen degli Ulivi ed Etrusco Club. Autostart che inizia a muoversi per questa settima corsa, il premio Barba Verde. All'1 Fire Piston Roberto Faticoni, 2 Demetra JVS Giuseppe Ferrante, 3 Fly Day Grey PVP dell'Annunziata, 4 Edgar Lorenzo Talpo, 5 Delaware Wise AS Michael Schmid, 6 Feng di Casei Lorenzo Muscolini, in seconda fila 7 Don Tony Jet Daniele De Muru, 8 Helen degli Ulivi Gennaro Pacileo, 9 Etrusco Club Vincenzo Savarese. Fire Piston parte distantissimo. Sono partiti con veloce ad assumere l'iniziativa Demetra JVS con al suo esterno Edgar e Delaware Wise AS. Si imbocca la prima 3 curva Fly dei Greppi con Demetra squalificato. JVS che è in vantaggio. Al suo esterno si presenta Edgar, poi Delaware Wise AS a contatto, partito bene dalla seconda fila Etrusco Club, 200 iniziali in 14,7. Edgar sfila a condurre nei confronti di Demetra JVS, terza posizione per Delaware Wise AS, mentre prova ad avanzare all'esterno Feng di Casei, poi ancora Etrusco Club, quindi Helen degli Ulivi e alla retroguardia Don Tony Jet. 29,4 per i primi 400 metri di corsa da parte di Edgar, che è sfilato a condurre, ora guida nei confronti sempre di Feng di Casei allo scoperto, in corda Demetra JVS, poi in pariglia Helen degli Ulivi, mentre Feng di Casei va ad apparigliare completamente Edgar sotto alle tribune, frazione in 15,3, 31,3 il secondo quarto. Edgar in vantaggio, Feng di Casei di fuori, alla corda rimane Demetra JVS, in seconda pariglia Helen degli Ulivi, poi ancora Don Tony Jet. Muove in terza ruota Helen degli Ulivi per girare Feng di Casei, il primo chilometro passato in 1,16,3. Attacca Helen degli Ulivi che sopravanza Edgar e passa a condurre già a palo molto lontano in mezzo alla pista Etrusco Club che viene dal fondo. Helen degli Ulivi in vantaggio nei confronti di Edgar, Etrusco Club in mezzo alla pista. In corda ancora Demetra JVS con Helen degli Ulivi in fuga per la vittoria, 3 lunghezze meglio di Edgar e di Demetra JVS, poi Etrusco Club, Helen degli Ulivi in vantaggio a 150 dalla conclusione nei confronti di Edgar, Demetra JVS, Feng di Casei, Etrusco Club, Helen degli Ulivi che viene a vincere nei confronti di Edgar, al terzo poi Demetra JVS, 1,14,5 con 29,6 a chiudere. Helen degli Ulivi regala il doppio immediato a Gennaro Pacileo, anche da allenatore, questa volta per i colori del signor Agnello Giordano. La 6 anni da Adrian Chip si impone chiaramente in questa categoria G. Edgar fa il secondo, al terzo Demetra JVS.